Marco Schiesaro, sulla nuova legge di stabilità Renzi gioca d'azzardo, rilasciando nuove liberatorie per i concessionari di slot machine e punti scommesse. Per lei è giusto questo? Giusto, il governo Renzi sta di fatto nella legge di stabilità di quest'anno rinnovando 22.000 concessioni che sono in questo momento operanti sul territorio nazionale, sono 15.000 agenzie scommesse, 7.000 corner che andranno a bando a partire da metà del 2016. Giusto o sbagliato? A mio avviso è sbagliato, nella misura in cui sono troppe sul territorio nazionale, sono ovunque e c'è una promiscuità, nel senso che non sappiamo dove una persona può andare a giocare la schedina. Una volta si andava in un'agenzia scommesse, oggi si va in un bar, in una tabaccheria, si va in un'agenzia scommesse, si va ovunque. Ecco, questo è sbagliato naturalmente e il governo Renzi di fatto non vuole regolamentare il settore. Primo perché non contingente, non riduce le concessioni. In secondo luogo non combatte i centri di trasmissione dati. Quelle online, quindi nascoste anche per zone lontane appunto dall'Italia, non sono reperibili. Certo, non sono reperibili e è qui che lo Stato deve concentrare la forza, diciamo, repressiva, cioè bisogna eliminare dal territorio questi centri di trasmissione dati, che sono dei centri delle sacche di illegalità. Abbiamo visto anche a Padova che il Comune ha cercato e sta cercando con un regolamento e con la forza pubblica di intervenire in queste sacche di illegalità. Sta facendo quello che è possibile naturalmente, ma prima di tutto deve essere il governo che, anziché andare a condonare queste sacche di illegalità, perché questo sta facendo, sta cercando di condonare attraverso dei versamenti questi centri di trasmissione dati e invece sta tartassando i concessionari di Stato che stanno raccogliendo il denaro per lo Stato. Dopo andremo a vedere cosa andranno a fare di questi denari. Sembrerebbe che dai proventi di queste 22.000 concessioni andranno a pagare il cosiddetto reddito di cittadinanza. Di fatto il governo Renzi con una mano dà ai più poveri, ma dall'altra, che sono quelli che poi vanno più a giocare e noi ritroviamo in questi centri, li toglie perché scommettono.